Sì, io vorrei leggere la creazione del cielo e della terra. In sardo, creazione de su cielo e de sa terra. A su principio, Deus ha creato su cielo e sa terra. E sa terra vigalo bodia, e che ne gente. Baiati scuricores in sa fazza de su vostro umano nell'abisso. E si spirito e Deus volavata sopra sa sabbas. Su Signore annao, chi va a Luche. E sa Luche stissia. Fiat lux. Fiat lux, in latino. E sa Luche stissia. E su Signore Deus abito che sa Luche vi cosa bona. E su Signore Deus ha separao. In sardo si dice anche separao. Separao è bello. Separare vuol dire. E su Signore Deus ha separato sa luce dai suoi scuricores, dal buio. Iscuricores. Si scuricore iscuricore. Iscuricore vuol dire il buio, il buio. Esti scuricao. È venuta la notte. Così scuricore è la notte. E su Signore Deus ha mutiu die sa luce. E ha mutiu de notte sono scuricores. In nucleo si chiama no, de notte, non notte, de notte, sa de notte. Su de notte, che era maschile. Su de notte, che... esatto. De pusti servenius zero. Silenzio! De pusti servenius zero, de pusti servenius umanzano, una die. Qualcuno dei miei amici mi ha voluto correggere dicendo che avrei dovuto dire sa prima die. Sa prima die non è sardo. Prima è un termine italianistico, è un italianismo. Una die. È sa prima die, ma è una die. E poi Satanare sa due, sa tre, sa quattro, eccetera. Su Signore Deus annao, chi bappat una lacana, in mezzo de sa sabbas. Lacana è un confine, sa lacana è il confine. Sì, infatti. Lacana. Chi bappat una lacana in mezzo de sa sabbas. E separete, separi, sa sabbas tra issas. Sa lacana este a separare noi sardo, sa sabbas tra issas. E gaesti stau. Su Signore Deus ha fatto su firmamento e ha separato sa sabbas che sono sotto su firmamento. Dai sa sabbas che sono sopra su firmamento. Allora, abbiamo qui il professor Salvatore Ruiu, sardo emigrato a Trieste, professore, docente e operatore di cultura. Abbiamo presentato oggi qui nella sede dell'Associazione Sarda di Livorno una sua opera che io chiamo monumentale, la traduzione in lingua sarda nuorese della Bibbia, Vecchio e Nuovo Testamento. Ecco, vorremmo chiedere al professor Ruiu quanto gli è costato e che tipo di lavoro ha fatto. Mi è costato un lavoro abbastanza impegnativo. Intanto ho cominciato con la lettura di tutte le Bibbie che potevo procurare, proprio per rendermi conto di comprendere come dire, il senso, il significato di quest'opera così grandiosa. E poi ho studiato la lingua sarda e ho impiegato tra una cosa e l'altra un 4 o 5 anni di studio, letture e studio. E gli ultimi 10 anni poi li ho impiegati per la traduzione. La traduzione mi è costata molto tempo, perché non è che si possa inventare così, bisogna fare un lavoro da certosini, proprio nella ricerca proprio anche dei termini adatti alla conoscenza e anche alla comprensione della lingua sarda. Certo, è stata un'operazione scientifica di grandissimo rilievo. Anche dal punto di vista linguistico
ha degli enormi meriti questa sua opera. Ecco, vorrei che ce ne parlasse, com'è arrivato al recupero, perché qui di recupero si deve parlare, della lingua sarda, del nuorese, più schietto, più genuino, più antico, più vero, insomma, no? Forse quello parlato dal suo babbo, che era un uomo di grande cultura e che l'ha influenzato parecchio. Intanto l'ho recuperato dentro di me, perché ho frequentato i nostri circoli a Milano, a Trieste, si parlava sardo tranquillamente e quindi si poteva sviluppare anche se non una conoscenza ulteriore della lingua sarda, almeno il ricordo, ecco, l'utilizzo della lingua sarda, così come facciamo nei nostri circoli. E poi naturalmente mi sono messo a leggere tutte le opere scritte in lingua nuorese, anche io capisco bene il campidanese, capisco il sassarese, capisco tutti i dialetti della Sardegna. Mia madre per esempio era di Oliena, a parte non c'è grande differenza tra Oliena e Nuoro, insomma, ci sono forse delle forme, delle espressioni diverse, ma insomma è sempre sardo. Allora mi sono messo a leggere tutte queste opere e poi ho cominciato a tradurre. Prima traducevo dal latino e Monsignor Alberti mi ha messo l'out-out, niente da fare, perché bisogna tradurre, se vuoi tradurre, il testo ufficiale della Chiesa. Certo. Ecco, fino ad oggi si considerava la lingua sarda come una lingua morente. Oggi con l'opera del professor Ruiu abbiamo qualche speranza in più, perché il recupero che il professore ha fatto del vocabolario, il recupero filologico dei termini sardi è stato tale che lascerà senz'altro traccia nella cultura sarda e anche nella prospettiva di un recupero vero della lingua sarda parlata e scritta. La sua opera certamente resterà agli atti e verrà letta, noi speriamo, e diffusa nelle scuole e nelle università e nelle biblioteche. È una cosa che gli consigliamo di fare non solo presso le biblioteche sarde, ma anche presso le biblioteche italiane, perché è un monumento di storia linguistica, di lavoro, di recupero linguistico incredibile, ripeto. Io sono rimasto scioccato stasera quando ho avuto modo di leggere i versi di Isaia, tradotti e resi in endecasillabi sciolti, e non c'è un errore dal punto di vista metrico, quindi un'operazione ancora più faticosa, ancora più impegnativa, ancora più dura, la traduzione e addirittura la metrica, la messa in metrica dei testi. Ringraziamo il professor Ruiu. E ora gli facciamo un auspicio, gli chiediamo una cosa, di tradurre anche le parabole di Cristo, se è possibile, se c'è il testo, perché sì. Ecco, è forse quello che manca alla sua opera, che è completa, ripeto. Però questo è un più sono contenute. Le parabole sono contenute, sì, ecco, benissimo. Allora mi scuso, perché il testo ufficiale della Chiesa non può mancare. C'è tutto. Essendo il testo della CEI non può mancare. Benissimo. Sarebbe stato, come dire, impedirmi di tradurre. E allora. Quindi è completo. Allora ha fatto veramente tutto. Gli auguriamo un buon successo anche di vendite di questo suo libro. Ma speriamo, adesso c'è questa possibilità di estendere la vendita in tutti i paesi della Sardegna, in tutti i nostri circoli, in Italia e all'estero. Questo è l'impegno che si è assunto davanti a me e davanti all'editore il dottor Filippini, che ridurrà anche il costo, perché è abbastanza costoso, ecco, quei 3 volumi. 3 volumi che diventeranno 5, compreso il glossario. Ecco, e quindi si andrà verso una diffusione di questa opera. La proposta del dottor Filippini è di 20.000 volumi, 20.000 copie, 20.000 copie da vendere insieme alle copie dell'Unione Sarda, in Sardegna, nelle principali città d'Italia e in tutte le sedi, anche estere, dove sono presenti i nostri circoli. Bene, ringraziamo il professor Ruiu e gli auguriamo un'altra opera, di fare un'altra opera di questo genere. Grazie.